E allora eccoci qua per il nostro spazio dedicato al memento, le nostre, come dire, le nostre pillole settimanali, nelle quali ricordiamo ai nostri telespettatori, Ermanno, le cose che non funzionano, che attendono di essere risolte. Sì, repetita iuvant, cioè le cose ripetute, utat cavat lapidem, quindi cerchiamo che certi fenomeni che non riusciamo a risolvere, ripetendo e memorizzando, ci sia qualcuno finalmente che si prende la responsabilità di risolverli. E ci troviamo di fronte oggi a un argomento abbastanza inquietante che abbiamo già affrontato altre volte, ma che oggi si ripropone perché domani ci sarà una riunione delle varie associazioni che difendono i truffati dalle banche. Certo, questa è una riunione che è stata, come dire, sollecitata dalle forze politiche proprio per avere indicazioni dopo quello che è stato come dire, tra virgolette, il fallimento del fondo di ristoro messo in campo dallo scorso governo, perché non ha mai avuto di fatto i decreti attuativi e quindi mai è entrato in funzione. Allora, di questo abbiamo parlato con Matteo Moschini, un avvocato dell'Associazione del Movimento Difesa del Cittadino. Ascoltiamo. Noi abbiamo incontrato appunto al Parlamento circa una quindicina di giorni fa i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari con i quali appunto abbiamo fatto, diciamo, il punto della situazione e appunto abbiamo valutato come è opportuno muoverci. Ci è stato comunicato sostanzialmente da tutti i gruppi parlamentari che intendono rimettere mano alla normativa in materia di risparmio tradito, quindi appunto superare il cosiddetto fondo Baretta e ci hanno appunto chiesto di riunire le associazioni dei risparmiatori, costituire un tavolo tecnico in maniera tale da farci trovare pronti con una proposta legislativa credibile e che possa appunto essere d'aiuto, di supporto appunto alle forze politiche. Ci auguriamo naturalmente che l'iniziativa, visto anche che è supportata sostanzialmente da tutte le forze politiche, abbia la massima condivisione, insomma. Quindi domani allo Sheraton si terrà questa assemblea, questa riunione delle varie associazioni che esporranno i loro punti di vista perché la politica, oggi finalmente abbiamo il governo, prenda atto che questo danno provocato dalle banche è un danno che si ripercuoterà sulla società veneta e su tutti i risparmiatori perché sarà una cosa veramente terribile. Ancora gli effetti non si sono visti per l'importanza che hanno. Certo, ecco, c'è da dire che abbiamo chiesto anche, diciamo così, a quello che è stato il promotore del fondo di ristoro, al ormai ex sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, un commento sia sul fatto che possa essere ancora, tra virgolette, rispolverato questo fondo di ristoro e anche sull'iniziativa di questa creazione di un tavolo tecnico per suggerire alla politica, diciamo, il da farsi. Allora sentiamo cosa ha detto. Il nostro è un ritardo certamente sgradevole, noi abbiamo lavorato sodo per appianare i problemi applicativi, si trattava di verificare tutte le condizioni giuridiche in maniera tale che non ci fossero incertezze. Noi consegniamo al nuovo esecutivo un manufatto praticamente concluso con un decreto a maglie larghe e quindi sono fiducioso che sarà applicato, il testo della legge è chiaro e il decreto ne è conseguente. Io penso che è bene che l'associazionismo mantenga un'autonomia, forti relazioni con tutti i gruppi parlamentari, ma francamente che non la cinghia di trasmissione di nessuno. Questo è un criterio a cui io mi sono attenuto nel rapporto con i risparmiatori in questi mesi ed è stato, credo, assolutamente giusto che sia così. L'associazionismo rappresenta i lavoratori, i dipendenti, gli azionisti, i risparmiatori a seconda dei casi e lo deve fare con chiunque, con qualsiasi forza politica, ma se diventa il braccio sociale di una forza politica allora cambia tutto. In questo senso mi sembra francamente, dico con grande rispetto, una manifestazione molto, molto originale e anche sbagliata.
Ecco, beh, ma hanno una posizione critica quella di Baretta anche. Beh, giustamente non è dalla parte del nuovo governo, quindi ha delle perplessità che è giusto che le esprima e noi volentieri le facciamo conoscere al nostro pubblico. Certo. E certamente non ci fermeremo qui. Ogni settimana aggiorneremo anche sulle banche la situazione che si sta evolvendo e soprattutto sui procedimenti giudiziari che sono in corso. Ma abbiamo presente qui il nostro ingegnere Di Tella, ormai ci ha raggiunto... è il nostro punto di riferimento per il MOSE. Sì. Ripeto per i telespettatori, il MOSE, al di là di quelli che sono stati gli scandali, che sono piccola cosa, non ha risolto nulla ad oggi, ormai è passato un sacco di tempo, non si sa quando entrerà in funzione, se entrerà in funzione e se creerà danni oppure sarà veramente un giovamento come qualcuno auspicava, ma ormai i dubbi sono tanti. Quindi, ingegnere, so che lei ha avuto un colloquio con Zaia, ha mandato il suo libro, uno scambio epistolare e il nostro governatore le ha anche risposto. Certo. Prego. Diciamo che è la prima volta che io ricevo una risposta da un politico, quindi la cosa mi ha fatto anche molto, molto piacere. Diciamo. Ecco, che cosa le ha scritto? Sì, ecco, no, devo fare un po' una piccola premessa perché gli ho mandato la copia del libro, perché lui durante l'ultimo comitatone aveva chiesto diciamo, sicurezze sul fatto che il MOSE potesse funzionare. E che cosa succedeva se il MOSE non funzionasse? Se non funziona cosa succede? Chi paga? C'è un'assicurazione, c'è qualcosa? Quindi questa cosa mi aveva un po' stuzzicato, dice vabbè, finalmente c'è qualcuno che si pone questo problema, no? Quindi nell'occasione gli avevo mandato il nostro libro, che è il MOSE. Ricordiamo il titolo, il MOSE salverà Venezia, punto interrogativo. Ecco, l'altro aspetto è che se MOSE non dovesse funzionare, la situazione è peggiore della precedente. Certo che sì. In quanto, ripeto ai nostri telespettatori, le bocche di porto sono state allargate per collocare il MOSE. Se il MOSE non funziona, l'entrata dell'acqua sarà decisamente esponenziale, sarà decisamente superiore e quindi il MOSE danneggerà Venezia e non sarà un aiuto per Venezia. Già a questo punto la palla torna ai politici. Ecco che Zaia invece le ha risposto, vediamo in che maniera. Esatto, la leggo, tanto sono poche righe. Sì, prego. Allora, dice, pregiatissimo ingegner Di Tella, le sono grato per l'invio del libro che leggerò con grande attenzione. Come scrive nella prefazione l'ottimo Vitucci, sono ancora tanti i dubbi sull'efficacia del MOSE e tanti anni dalla sua progettazione. Dubbi che il sottoscritto non ha mai nascosto, non fosse altro da amministratore attento e oculato, quale crede di essere, per capire chi pagherà gli enormi costi. Si parla di una cifra fra gli 80 e i 100 milioni all'anno di manutenzione di questa opera statale. Lui è molto preoccupato per questo, ovviamente. Non sono di quelli che si schiera, non essendo un tecnico, a favore di una soluzione dall'altra, ovviamente. Credo che la verità e i processi poi emergano e si facciano nei tribunali. Mi limito a constatare che l'opera è lungi dall'essere completata per un'efficacia in termini di salvaguardia di Venezia che è ancora tutta da verificare. Le ripeto, leggerò attentamente le sue conclusioni in materia e ne trarrò ulteriori spunti di riflessione. Nel ringraziarlo colgo l'occasione per porgervi il mio più cordiale saluto. Luca Zaia. Quindi ringraziamo il nostro... Io ringrazio pubblicamente il nostro Presidente perché ha avuto questo libro l'avevo mandato al Presidente del Consiglio, al Ministro, eccetera. Nessuno mi ha mai risposto. Cioè, veramente, diciamo che l'allora Presidente del Consiglio accusava ricevuta del libro, però... Insomma, il libro era arrivato a destinazione. Il libro era arrivato a destinazione. Abbiamo reso pubblico l'intenzione di Zaia, quindi è un impegno che Zaia giustamente ha preso e seguiremo, magari la prossima volta cercheremo di fare un'intervista con il nostro Presidente della Regione per riuscire a capire se si potrà arrivare in tempi brevi a
una qualche soluzione politica di questo dilemma. Ecco. Sì, cioè Nel frattempo io le chiedo di restare con noi perché affrontiamo un altro problema e magari chiederemo a lei un parere. Certo, un'opinione, certo, perché adesso parliamo del sistema ferroviario metropolitano di superficie, quello che era un piano, un progetto che doveva rendere il Veneto, come dire, come una grande area metropolitana, appunto, dove ci si poteva spostare in tempi rapidi, così purtroppo non è stato, il piano si è arenato, ma c'è una situazione particolare a Mestre che vogliamo mettere in evidenza di due stazioni della metropolitana in superficie che non sono state realizzate. Se la regia può proporre la cartina, giusto per far vedere ai telespettatori di che cosa stiamo parlando e dove stiamo parlando. Eccola qua, questa è l'area interessata. Allora siamo nella zona tra la Gazzera e la Cipresina, diciamo la stazione è quella di Via Olimpia e della Gazzera. Questa è l'area interessata dove sono iniziati i lavori nel 2009, si vede anche il passaggio del fiume Marzenego lì di fianco, un'area tra l'altro particolarmente delicata proprio anche per la questione idraulica, della difesa idraulica. Bene, dal 2009 ad oggi il cantiere è stato aperto ma non è mai stato concluso. Allora siamo andati sul posto, abbiamo incontrato due rappresentanti della municipalità di Chirignago Zelarino e anche una senatrice del Movimento 5 Stelle, ma sentiamo il servizio. Allora, qui ci troviamo nel cantiere della stazione SFMR di Via Olimpia, il cantiere infinito, iniziato con la posa della prima pietra nel settembre del 2009. Noi vediamo come il degrado più assoluto si sia impossessato di questa opera. Questo che vediamo sono 137 posti auto, 5 posti auto sosta breve, 220 stalli bici, fermata di autobus, non solo, una scia ciclopedonale, tutto rimasto incompiuto, compresa la strada che doveva attraversare e portare fino alla Via Olimpia, appunto, con un sottopassaggio che è stato realizzato, dice la Regione, per il 70%. A me sembra veramente molto meno, mi sembra solo una colata enorme di cemento. Restando al protocollo che è stato sottoscritto tra Regione Veneto, la rete ferrovie e la città metropolitana in comune, questo dovrebbe ormai essere un cantiere partito con i lavori da tempo. Vediamo che invece è tutto sospeso. Purtroppo è una dichiarazione di un fallimento previsto e programmato. Perché? Perché opere così faraoniche, le grandi opere che poi non hanno contenuto economico tale da sostenerle, diventano dei buchi nelle città. Teniamo conto che le ditte che hanno messo in opera questi cantieri sono fallite e che le responsabilità di chi non ha fatto in modo che i lavori proseguissero in realtà non hanno avuto alcuna, come possiamo dire, penale, sanzione, eccetera. Perché? Perché la Regione Veneto ha deciso di andare a transazione, non solo, ma con i responsabili di questa situazione, possiamo dire effettivamente così, di nuovo sono stati affidati alla stessa ditta, allo stesso studio, la riprogettazione dell'intero cantiere. Ci si domanda, ma alla fine chi paga? Mi pare che la risposta sia ovvia. Lo diceva Totò e io pago. Allora, pagano i cittadini. Quello che è importante è capire che cosa si fa di questo posto. No, ma in tempi anche discretamente rapidi, perché ormai sono passati 9 anni e 9 anni sono tanti per un disagio di questo genere. Peraltro è una zona pericolosa, certo, perché tutto è aperta al pubblico, aperta a tutto, e quindi diventa anche un ricettacolo di spaccio e di altre attività e prostituzione, eccetera. Quindi invece di creare anche in questo caso un vantaggio per i cittadini, non solo è stato un costo, ma si sta creando un danno permanente. Allora, quello che mi domando io, uno che assume un appalto avrà l'obbligo di garantire la fine dei lavori, e se lui
per caso dovesse fallire, sicuramente chi gli affida i lavori pretenderà una garanzia di un'assicurazione di buon livello. Ecco, questo succede normalmente nei grandi appalti, no, ingegnere? Allora, sì, qui lei mi invita un po' a nozze su questo argomento, perché come lei sa io per la mia professione ho fatto solo progetti, questo è il mio marchio, e devo dire che quando sento parlare delle opere nostre, quelle che si realizzano in Italia, e che sento che costano il doppio, il triplo delle opere analoghe che si fanno in giro per il mondo. Ma, scusi, vorrei sottolineare, non in Tanganica, in Germania, in Svizzera, in Francia, sì, le nostre costano minimo 3 volte di più, se non 5. Esatto. E allora mi viene l'orticaria, come si suol dire, perché significa che questo problema, che è chiaro, è noto, tutti lo sanno, lo dicono ministri, l'ho sentito dire in televisione milioni di volte, anche voi l'avrete sentito dire, certo. E non si vuole affrontare questo problema. Perché non si vuole affrontare questo problema? I modi per risolverlo ci sono, e come? Basta vedere cosa si fa nell'ambito privato, nell'ambito che io conosco. Certo. E lì direi che il problema più importante, il problema cardine di un progetto è la progettazione. La progettazione con la P maiuscola però, non come quella del Mose, tanto per tornare sull'argomento. No? Progettazione significa che intanto si fanno indagini anche sul futuro, cioè se io devo progettare un ospedale per esempio, visto che si parlava l'altra volta di un ospedale, io non solo devo vedere quello che è l'ospedale adesso, ma devo anche fare una previsione. Quando io progetto un'opera in mare, io non vedo l'onda che c'è adesso, cioè devo fare una previsione statistica su quello che può essere il futuro, no? E l'evoluzione per esempio della medicina. La medicina, cioè quindi già nella specifica di progetto ci deve essere questa sapienza, no? Questa lungimiranza. Ma poi nel progetto, il progetto deve essere, ripeto, un progetto con la P maiuscola dove si risolvono tutti i problemi. Cioè non basta un disegnino architettonico che fa vedere le forme belle più o meno armoniche, più o meno piacevoli, eccetera, eccetera, ma la progettazione strutturale. Se siamo in un regime, diciamo, di sismico, come maggior parte, bisogna che le verifiche sismiche siano fatte, ma con coscienza e coscienza. Ma con i dovuti criteri, no? Certo. Noi facevamo progetti in mare dove c'era sismica e progettavamo le strutture. Nessuna delle nostre strutture è mai crollata per effetto dei sismi, tanto per essere chiari. Ma non solo questo, poi anche adesso per esempio poi ci sono se bisogna fare indagini del terreno prima per sapere che tipo di fondazione bisogna fare, non è che poi ci troviamo come il Mose che in 3 anni è sceso di 9 centimetri, che è il cedimento che era previsto per tutta la vita di 100 anni. Quindi significa che c'è un errore nella progettazione delle fondazioni. Ma anche l'analisi del terreno su cui viene messo, cioè, quindi il progetto deve vedere tutto, anche tutte le opere di compensazione. Perché si fanno dopo? Io faccio un progetto e impatto l'ambiente e devo prevedere le opere di compensazione, ma le devo prevedere nel progetto, perché non è che poi dopo allora sorge il comune che mi dice ma io voglio questo, variando in corso d'opera, non è voluto questo. Certo, io dico, ed è tipico dei rapporti della concessione edilizia dove il corso d'opera determina una lievitazione dei costi che è mostruosa. Se il progetto è fatto bene, come ripeto, voi se avete letto il libro avete visto anche che cosa un cliente ha scritto dopo che io ho seguito un progetto. Quello che ho realizzato io, ho fatto realizzare al mio cliente, ha avuto extra costi 0. Certo. Cioè è stato il budget dell'esecuzione del progetto. È un progetto rigoroso. Questo è fondamentale. Certo. Quindi in questo caso si vede che non c'era il progetto, però ripeto, poi quando si fa la gara per il progetto si chiedono garanzie. Intanto si manda a società che sono qualificate. Certo. Quindi che si chiede che devono dimostrare di saperlo fare, in quanto tempo devono presentare un programma. Cioè, anche a chi fa progetto, noi
ricevevamo dei gare di progetto in cui diceva: ma voi quanti siete? 250. Dice, ma per fare questo progetto ci vogliono, soltanto per fare questo progetto ci vogliono 200 ore uomo, no? Cioè 200 persone che lavorano su questo. Come fate? Come facciamo? Dice, noi abbiamo la società Pinco Pallino che ci fa questo, quello che ci fa quest'altro, però il team di progetto lo facciamo noi, le persone chiave sono queste. Ma da tutto e loro quando venivano a controllare che effettivamente c'erano quelle persone. Noi non potevamo scambiare una persona chiave con un'altra. Cioè, per cambiare una persona chiave nel progetto ci voleva che noi lo sostituissimo con uno più bravo di quello, che aveva un curriculum maggiore di quello che stava lavorando. Certo. E allora così poi si fanno i progetti e si va avanti. E lo stesso si faceva nel controllo. Allora loro chiedevano a noi progettisti di mandare persone in cantiere per la realizzazione, per controllare se il progetto veniva fatto secondo i nostri disegni. Certo. E se noi vedevamo che c'era qualcosa, la prima cosa telefonavano a me. Dice, guarda che sta qui, io mi telefonavo al capo progetto, al nostro cliente, dice, guarda che li stanno facendo, e allora loro si interveniva e si metteva a posto. Certo. E così si fanno i progetti. Certo. Ecco che di aziende in Italia che sanno fare le cose ce ne sono molte. Moltissime. Quindi la cosa è strana. Faccio un esempio, il nuovo istmo di Panama, no? Sì. Viene fatto a Monfalcone. Sì. Le porte, ma sono porte che sono lunghe 40 metri, alte 20 e migliaia di profonde tonnellate. 5 metri. Cioè sono delle vere e proprie navi, vengono caricate e traghettate fino all'America centrale, dove vengono installate. E non riusciamo a fare un progetto in una zona dove tutto è comodo, tutto è pronto, tutto è fattibile, come Venezia, come il Mose. Certo. Ma ci torneremo. Quindi diciamo, quindi lo ospiteremo prossimamente, perché parleremo anche di altre cose. So che è interessato sul discorso del progetto dell'ospedale di Padova, e quindi sarà nostro ospite in questa occasione. È un esempio. Insomma, un'altra volta affronteremo anche questo tema. Passiamo in pubblicità. Sì, adesso ringraziamo l'ingegnere Di Tella per essere stato qui con noi, adesso andiamo in pubblicità e dopo iniziamo la nostra pagina politica, perché questo pomeriggio il nuovo governo ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella. Grazie ancora ingegnere Di Tella. Grazie a voi. Telespettatori, a tra poco.